Sport, appassionati di basket, buonasera dal Palacus di Cagliari, dove fra pochi istanti si giocherà la 24esima giornata del campionato di Serie A2 femminile Girone Sud. In campo le due squadre, il CUS Cagliari contro l'Alma Patti. Sarà una partita importante anche in versione classifica, perché le due squadre sono separate da soltanto due lunghezze, con avanti il CUS Cagliari che ora è giù in campo, schierata con la maglia bianca, dall'altra parte con la maglia bianco-azzurra la squadra ospite dell'Alma Patti. Una partita questa importante, dicevamo in chiave classifica. È pronta la palla 2, eccola qui, si parte con subito il primo possesso portato avanti dalla squadra ospite, che ha vinto con il tocco della palla da parte della più lunga della squadra ospite. E adesso si parte subito con il campo per il play. Striulli che apre su Ana Ljubenovic, poi con il controllo palla di Pugioni, ancora lo scambio con il capitano Striulli, il giro palla ancora sul perimetro con il tentativo di entrata, con il passaggio per Prosperi dalla distanza. Siamo sui 2 punti e il primo canestro ed è per il CUS. 2-0 con Prosperi, subito calda la mano dall'altra parte, prova da 3, non ci riesce. La new entry in casa Alma Patti c'è già da qualche partita. Omuture con ancora Striulli ad ampliare il gioco, il passaggio ancora per lei dalla distanza con il tiro da 3 che si ferma sul nastro. Il controllo invece per la squadra ospite, che fa subito girare il pallone ancora sul perimetro. Eccola Touré ancora con il pallone, con il palleggio. C'è il fischio degli arbitri, non vale il canestro, ma c'è il primo fallo, con il fallo di Ljubenovic fischiato dagli arbitri. Sono Davide Quadrelli e Mirko Picchi. Fra non molto vi leggeremo anche le due squadre complesse le due formazioni. Intanto qua entra sotto canestro, Touré muove anche il tabellone per l'Alma Patti, con i primi 2 punti anche per lei, a imitare Prosperi per il primo canestro di pochi istanti fa. Intanto Ljubenovic, palla che viene sputata via dal ferro, e allora si riparte con il palleggio sempre portato avanti da Micio. Il pallone dalla parte opposta con il palleggio di Botteghi all'inmezzo per Touré, fermata. Allora si prova a ripartire con il CUS. L'ultimo tocco è della numero 5 Botteghi, con il pallone che viene assegnato al CUS in questi primi 2 minuti che si sono appena giocati nella parte iniziale del match. Allora è Striulli che fa girare il pallone ancora per Ljubenovic, Prosperi ancora dalla linea dei 3 punti, Prosperi in surplus. Il passaggio per Striulli, attenta la finta al tiro, poi riesce ancora il play che apre il gioco. Il tiro che non va a canestro da parte di Caldaro, palla che viene ricontrollata. Ancora il gioco da Micio, lo scambio per il play con il tentativo che non va a buon fine di Sara Giuliano. C'è il tocco CUS, allora si riparte ancora l'apertura del gioco per Verona. Il capitano che scambia palla in mano ancora per Verona con il piede perno, poi prova il tiro verso il canestro, niente da fare. Allora si riparte con Striulli a dare in là il gioco, pesca in mezzo per Ljubenovic con il gancio destro da sotto. Altri 2 punti CUS, i primi per Ana Ljubenovic. Ci prova intanto dalla distanza Micio, niente da fare, ancora a campo aperto per Pugioni, sotto canestro, sbaglia. Niente da fare per questo contropiede, grave l'errore sotto canestro di Pugioni, ma tant'è. 4-2 il punteggio, si resta con la penetrazione, l'appoggio al tabellone. Altri punti, i primi anche per Botteghi, si va sul pareggio, 4 pari. Palla in mano ancora a Striulli per ridare il via ancora alla nuova azione offensiva da parte della squadra di
Federico Sciascia che fa girare il pallone, ancora Prosperi, l'apertura per Striulli, rientra Striulli, il palleggio, poi prova la penetrazione sotto canestro, niente da fare, rimbalzo offensivo e allora si riparte con la coast to coast tentato per un attimo da Giuliano, poi il tiro che va a canestro, primo vantaggio per la squadra ospite con l'Alma Patti che va sul 6-4 a 6 minuti esatti alla fine del primo quarto, con Ljubenovic ancora ad aprire il gioco. Il palleggio alla per Striulli, ha il piazzato da 3 Striulli, niente da fare, ma c'è ancora la nuova azione, Caldaro sotto canestro, l'appoggio per il suo canestro, altri 2 punti con Caldaro, l'apertura, intanto il taglio in mezzo con il tentativo che va a buon fine. Mani calde adesso delle due squadre, con Miccio a mettere in cascina altri 2 punti per l'Alma Patti. Intanto c'è il palleggio portato avanti da Prosperi, poi il pallone in mezzo, Caldaro viene anticipata, palla che resta in mano Cus, con il pallone che verrà rimesso in mezzo dal capitano della squadra in maglia bianca. È pronta quasi Erika Striulli, la 31enne della Cus Cagliari, il capitano, grande qualità per il play che adesso fa rimettere il pallone in gioco per Prosperi, riesce per tentare il tiro troppo forte, va oltre il canestro e quindi si resta sull'8-6 più 2 per la squadra che attacca, con il possesso palla portato avanti ancora da Giuliano, il pallone in mezzo, c'è ancora una nuova opportunità per Touré, altri punti per lei, secondo canestro anche per Touré, con l'esperta giocatrice arrivata a marzo tra le fila della squadra allenata da Buzzanca. Intanto c'è il fischio degli arbitri per la spinta, con il pallone che resterà ancora in mano al Cus, che è pronta alla prima sostituzione, con Cecili sul cubo del cambio, lascia spazio Prosperi. Striulli, ancora il palleggio di Puggioni, l'apertura ancora per Cecili, eccola la nuova entrata, il palleggio, lo scarico fuori per Striulli, in ritmo, il tiro da 3, niente da fare sulla sirena, solo tabellone, si resta ancora ancorati al 6 per il Cus, 10 il tabellone, dice la squadra che attacca ora sotto canestro, con Touré a lavorare sul palleggio, c'è il blocco, c'è anche il fallo. Caldaro trovata in posizione in fallo, con il pallone che porta in lunetta per i primi tiri liberi dell'incontro per Touré. Eccola già pronta la giocatrice arriva all'Alma Patti, intanto entra anche Sayas al posto di Striulli, muove le carte anche in cabina di regia. Sciascia intanto sbaglia il primo tiro libero, la giocatrice dell'Alma Patti, il secondo è solo rete, arriva il punto numero 11 più 5, primo massimo vantaggio toccato dalla squadra dell'Alma Patti. Tanto gira il gioco con Puggioni, si fa vedere per un attimo Sayas, palla portata ancora avanti da Puggioni, ancora il controllo, lo scarico per Cecili, prova il tiro da 3, Cecili si ferma sul ferro e allora nuova opportunità per il gioco di Giuliano, l'apertura e l'arresto, il tiro sul canestro, altro rimbalzo in attacco di Touré che appoggia anche altri 2 punti, è dominante
la giocatrice in maglia numero 3, e allora c'è bisogno di parlarne su con Sciascia che chiama il primo time out, e allora il primo time out lo prendiamo anche noi. Le due squadre che stanno ritornando in campo per gli ultimi 3 minuti e 30 da giocare in questo primo quarto, con la squadra dell'Alma Patti in vantaggio 13-6. Il controllo palla è del Cus, che la gioca con Cecili sul palleggio, le finte di Cecili, lo scarico per Puggioni, prova a fare l'ingresso sotto canestro con il passaggio che poi fa ritornare fuori per Ljubenovic, attaccata Ljubenovic, prova, non c'è canestro, c'è passi secondo gli arbitri, palla regalata alla squadra ospite che riporta a far ripartire il gioco con Botteghi. Quasi tutto pronto, intanto c'è coach Sciascia che fa uscire Puggioni, torna un cambio con Prosperi di nuovo dentro, intanto si gioca con il pallone ancora sotto canestro per Touré, questa volta la buona giocata difensiva di Ljubenovic a sporcare l'azione di Touré, allora è Sayas che può controllare ancora Ljubenovic. L'apertura ancora per Prosperi con il palleggio, Prosperi entra sotto canestro, c'è il fallo, non riesce a trovare il canestro Giulia Prosperi, il pallone comunque verrà consegnato ancora alla giocatrice in maglia 17 per i suoi 2 tiri liberi, altro cambio fuori Ljubenovic, rientra ancora il cambio con Delia Gagliano. Intanto entra il primo dei 2 tiri liberi di Prosperi, nuova opportunità in lunetta, ancora Prosperi, il piazzato, solo rete, altri 2 punti per il Cus che sale a quota 8, sempre 5 da recuperare, va Giuliano a costruire il gioco per l'apertura, ancora per Botteghi, il pallone tagliato in mezzo, niente da fare per il tentativo di taglio di Verona, palla che si ferma sul ferro e allora si riparte ancora con Prosperi, l'apertura per Sayas, ancora Prosperi, Cecili, ancora la numero 12 sul perimetro, lo scarico ancora per Prosperi, l'arresto, piede perno, ancora Prosperi, il passaggio sotto per il canestro che entra per Caldaro, altri punti per Eugenia Caldaro a rintuzzare, siamo -3 per il Cus, l'opportunità ancora in mezzo per il lavoro sotto canestro di Touré, c'è il fallo fischiato per il tocco di Gagliano, ci saranno tiri liberi in arrivo ancora per Touré, 1 su 2 in precedenza per Touré, va il primo. La concentrazione di Touré che sbaglia il secondo, ancora al 50% ai liberi per lei, intanto prova il passaggio forte per Botteghi, niente da fare, non trova il pallone, scatenare anche l'ira del coach Maria Buzzanca, coadiuvata da Laura Perseu, dall'altra parte coach Sciascia con il suo vice Andrea Ghiani in panchina, intanto il Cus con Cecili e fa giocare al palleggio, prova a entrare con l'appoggio al tabellone, buona la penetrazione di Cecili, dall'altra parte prova ad imitarla, lo scarico per il tiro da 3, il piazzato da parte di Micio, niente da fare, il pallone che non entra e allora c'è un fischio degli arbitri per permettere il cambio con Touré che va a riposarsi,
il primo ingresso in campo per Francesca Chiarella. Si gioca con Cecili, ancora +2 per l'Alma Patti. Prosperi torna indietro per Caldaro, ancora lo scarico per il tentativo di Saias, la penetrazione, altri 2 punti e torna in parità l'incontro e anche il recupero di Prosperi. Troppo forzata la giocata per Botteghi, niente da fare, capisce tutto Prosperi. Altro pallone recuperato dal Cus, che dopo aver recuperato il +5 è arrivata al pareggio. Palla in mano per altri 8 secondi, c'è il fischio dell'arbitro. Palla che vedremo a chi sarà consegnata per il Cus, con il pallone che andrà tra le mani di Prosperi. Intanto esce Botteghi, il cambio muove la panchina anche l'Alma Patti. Ingresso in campo della numero 15 Gualtieri. Intanto Cecili, attaccata proprio da Gualtieri, ancora Cecili, prova la linea di fondo, il passaggio per Saias, non trova il canestro. Buona questa azione per il Cus, ancora 14 pari. L'apertura per Miccio, lo scarico ancora per il tentativo di Giuliano da 3, niente da fare, ancora nessun tiro da 3 per le due squadre. Ci ha provato finora di più Prosperi con l'ultimo tiro per Cecili. Finisce il primo quarto, finisce 14 pari e allora ci fermiamo per qualche istante, ma state con noi. Decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci tornati sul parquet del Palacus per questo secondo quarto, con il punteggio completo in parità dopo i primi 10 minuti di gara, con il pallone che adesso verrà rimesso in gioco dal Cus Cagliari, che ha trovato finora un ottimo recupero dopo il primo allungo per la squadra ospite dell'Alma Patti, trascinata dagli 8 punti dopo il primo quarto della Omu Touré. Dall'altra parte quota 4 punti a testa per Caldaro e Prosperi. Finora percentuali al 50% dopo il primo quarto, sia per il tiro da 2 di Touré e Botteghi, con il buon gioco della Alma Patti, dopo però poi il recupero. Intanto qua c'è il fallo fischiato su Prosperi e potrà andare in lunetta. 2 su 2 per Giulia Prosperi dopo il primo quarto. Mette a segno anche il primo dei 2 canestri che aprono questo secondo quarto. Prosperi mette a segno anche il secondo libero. C'è intanto di nuovo un cambio per l'Alma Patti, rientra in campo Botteghi con Prosperi che mantiene il 100% ai liberi. Intanto si parte di nuovo con Giuliano al palleggio, l'apertura per Gualtieri, ancora Botteghi, rientrata in campo, il passaggio
Ancora per Gualtieri. Buone le coperture a uomo, c'è il tentativo, la forzatura al tiro dopo l'ottima difesa del Cus, che non ha lasciato spazi alla squadra ospite. E allora Sayas va a giocare il pallone per Prosperi. Ljubenovic ancora per Sayas, si fa vedere Cecili, prova il tiro da 3, Cecili è corto, si ferma sul primo ferro, niente da fare per il tiro da 3 punti. 0 su 5 nel primo quarto per il Cus, che adesso va avanti con Sayas, l'apertura per Ljubenovic, c'è il fallo, ci sono i 2 punti e ci sarà la possibilità di andare in lunetta per il tiro supplementare per Ana Ljubenovic. Eccola Ljubenovic dalla lunetta per il suo tiro supplementare, entra l'azione che vale il gioco da 3 per l'attacco del Cus. Adesso deve difendere la giocata con Gualtieri, l'apertura per Dell'Orto, anche lei in campo, si fa vedere Gualtieri, il pallone per Botteghi, ancora lo scarico per Dell'Orto, movimento, c'è il tocco da parte di Sayas, c'è il fallo fischiato dagli arbitri. Ancora Dell'Orto a muovere palla, il passaggio in mezzo, c'è il fischio degli arbitri, fallo fischiato a Ljubenovic per una irregolarità su Omuture. Solo 2 falli per il Cus in questi primi 2 minuti, 3 per l'Almapatti, che va a giocare ancora con Touré, non trova il canestro, però c'è il rimbalzo offensivo, poi prova Verona da 3, ancora corto anche per l'Almapatti. 0 su 3 i tentativi nel primo quarto da 3 punti per l'Almapatti. Intanto Ljubenovic prova la penetrazione con l'aiuto, si prende anche il suo rimbalzo offensivo, nuova opportunità per il Cus, ancora Ljubenovic, 6 secondi alla fine dell'azione offensiva, qua non riesce la magia provata da Cecili e allora si riparte con Verona, il pallone in mezzo per Touré, c'è il fischio degli arbitri, altro fallo, ancora Ljubenovic, c'è sembrata tanto l'arbitro che dà spiegazioni a Touré. Terzo fallo per il Cus. Nuova opportunità per Touré dai liberi. 2 su 4 nel primo quarto, entra il primo. E sbaglia il secondo, mantiene il 50% ai liberi, saldo. Touré adesso allora si parte ancora con il pallone sporcato e poi recuperato dall'Almapatti, che può partire di nuovo per la sua azione offensiva con Gualtieri. Passaggio ancora per Touré, prova l'1 contro 1, niente da fare. Allora è Cecili e Striulli che riparte con il possesso, lo scarico. Ancora Striulli, poi Cecili, attaccata da Verona, il pallone sotto per Caldaro, lo scarico per il tentativo che non va a segno da parte di Gagliano e allora si riparte dall'altra parte con la palla intercettata da Gagliano, ottima la sua difesa sul passaggio di Dell'Orto.
Allora è Prosperi, fa girare per Galliano con Cecili, ancora Striulli, il palleggio di Striulli, poi il tiro ancora sul ferro, il tentativo da parte del capitano. 0-4 dal campo per Striulli nel primo quarto. Il pallone sotto con il pallone poi recuperato, va a canestro Gualtieri. 17-19 a 5:40 alla fine del primo tempo, con Cecili che va al palleggio. Lo scambio con Caldaro, ancora Cecili. Apre per Striulli, sporcato il palleggio di Striulli. Altra palla recuperata per Verona con Cecili che va a commettere fallo. Allora il capitano dell'Alma Patti, Marta Verona, può andare a provare i suoi primi liberi della sua partita. Verona che finora sta giocando con il 33% ai tiri, ma è ancora presto, passato soltanto un quarto e mezzo in questa partita importante per entrambe le squadre, con il Cus Cagliari che in classifica precede di 2 lunghezze proprio l'Alma Patti, che è scesa qui in Sardegna per cercare di rintuzzare lo svantaggio. Primo canestro ai liberi per Verona proprio sul Cus Cagliari, non ci sta, va però sul pareggio con i 2 liberi per il capitano dell'Alma Patti. Allora si gioca ancora con il pallone per Puggioni, ancora per Galliano, l'apertura per Striulli, prova a entrare lei, c'è il fischio degli arbitri, il fallo fischiato proprio Striulli con l'appoggio a Caldaro, il palleggio, lo scarico per Puggioni, si fa vedere Galliano sempre sul perimetro. Striulli, chiusa, Striulli porta via il pallone, un altro recupero importante per l'Alma Patti che può andare a chiudere questa azione con Touré, mette a segno 2 punti che valgono il sorpasso, con Sciascia che chiede il time out agli arbitri. Non ci sta dopo il recupero e il controsorpasso per una partita che resta ancora apertissima. Intanto Striulli prova, cadendo all'indietro, mette a segno 2 punti fondamentali per il Cus per provare a agganciare l'Alma Patti, che sbaglia con Dell'Orto, regala un altro pallone importante per ancora Striulli, mano calda per Striulli che mette a segno altri 2 punti per lei. Dopo il pallone perso c'è stata la giocata d'orgoglio del capitano del Cus, che ha messo a segno 2 canestri per riportare sopra ancora la squadra in maglia bianca. Adesso si gira con Dell'Orto, prova da 3 Dall'Orto, niente da fare, ma sul rimbalzo ancora Touré ha la possibilità con il fallo, si ferma sul ferro il suo tiro, quindi non ci sono 2 punti, ma c'è l'opportunità di andare in lunetta per la giocatrice in maglia numero 3. Intanto Galliano lascia il campo per far rientrare Ljubenovic, esce anche Dell'Orto per l'Alma Patti, che potrà avere il nuovo possesso. Intanto le operazioni per ripulire il campo, 2 squadre che arrivano a questa partita con il Cus Cagliari che la scorsa partita ha perso 49-78 fuori casa contro la Spezia. Intanto sbaglia il primo tiro libero Touré, dall'altra parte invece l'Alma Patti arriva
dal 69 a 59, portato a casa contro Capri, conferma le sue statistiche ai liberi al 50%. Touré, canestro comunque che le vale il 23 pari a 3,58 alla fine di questo primo tempo, con Puggioni va a controllare per Striulli il pallone con ancora lo scambio tra le due, palla per Caldaro, l'apertura per il buon tiro di Prosperi da 3, niente da fare, ancora nessuna delle due squadre ha messo a segno tiri da 3, continuano a sporcarsi le percentuali dalla distanza. Intanto il pallone sotto che doveva essere indirizzato a Touré, ottima la lettura con Striulli che apre per Prosperi, attaccata ancora Prosperi, c'è il fischio degli arbitri con la spinta ravvisata per il fallo fischiato a Gualtieri. Si va in lunetta con 2 tiri liberi per Prosperi, che finora è stata un cecchino. 100% ai liberi per Giulia Prosperi. Va a segno anche con il suo primo dei 2 tiri liberi, 24-23, e va anche con il secondo. Tanto Giuliano a riprendersi il punteggio. Ancora gira palla, lo scarico ancora per Touré, prova a lavorare dal sottocanestro, niente da fare, fermata ancora una volta dall'ottima lettura questa volta di Ljubenovic, che va a prendersi anche il pallone, lo scarico per Striulli, prova la numero 7, l'apertura per Puggioni, il piazzato da 3, arriva la prima bomba, la prima tripla dell'incontro e del CUS Cagliari, e va con la maglia numero 1 per Arianna Puggioni. Con il gioco adesso lo scarico per Gualtieri, l'apertura per Giuliano, il tentativo, il giro palla sotto canestro, il tiro dalla distanza, niente da fare, e allora si recupera palla ancora con Striulli. Il CUS che si riporta sul +5, ancora Striulli, prova da sotto, appoggia il tabellone, ma c'è il rimbalzo di Madeddu, altri 2 punti e ancora il CUS ad allungare, e allora si va sul time out per l'Alma Patti per provare a parlarci su. E allora per noi una brevissima pausa. Si ritorna in campo per questi ultimi 2 minuti abbondanti di secondo quarto, con il CUS Cagliari che ha messo la marcia alta 30-23, ma la partita è tutt'altro che chiusa, manca tantissimo tempo e l'Alma Patti ha già recuperato una prima volta nel primo quarto, e non solo, si è poi riportata addirittura in vantaggio per il suo massimo vantaggio, che è stato anche di 7 punti. E allora con però questa fase che è tutta del CUS, e allora il canestro è ancora per Ljubenovic, 32-23. l'Alma Patti esce male dal time out chiesto dal coach Maria Buzzanca, con la squadra ospite che deve provare a recuperare con il +9 portato avanti dal CUS. Intanto esce Ljubenovic, rientra in campo Delia Gagliano con le 2 lunghe del CUS, cercare di alternarsi in questa partita. Tanto tiri liberi per il primo che va a segno per Gualtieri, c'è ancora un'altra opportunità dalla lunetta, anche il secondo per Gualtieri, 2 punti per l'Alma Patti, e allora si va con il gioco per Striulli, poi Prosperi, ancora Striulli, l'apertura con Puggioni per Gagliano, ancora per Striulli, si va sempre sul perimetro, prova Puggioni, questa volta corto il tiro da 3, restano bassissime le statistiche per entrambe le squadre da 3 punti, finora un solo tiro da 3 a segno, quello del CUS, che adesso subisce il
canestro messo a segno da Chiareria. Puccioni per Gagliano. Striulli ci prova lei da 3, il piazzato di Striulli va a segno il capitano del CUS. Allora si torna, palla in mano a Gualtieri. Il pallone non tira da 3, per un attimo ci ha pensato Verona, poi ci prova invece con il tiro corto di Miccio, niente da fare. Allora Striulli porta palla, ultimi 5 secondi di primo tempo con Striulli che appoggia il tabellone. 2 punti sul suono della sirena, il fischio degli arbitri. 37-27, si va a riposo col CUS sul più 10. Fondamentali 2 triple per allungare per il CUS le prime dell'incontro, ma soprattutto un secondo quarto davvero quasi perfetto per la squadra di casa. Allora, mentre le 2 formazioni andranno al riposo, ci fermiamo anche noi. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Eccoci tornati in diretta dal Palacus di Cagliari, dove le 2 squadre stanno per fare il loro ingresso in campo per questa 24esima giornata del campionato. Il punteggio è fissato sul 37-27 per il CUS Cagliari contro l'Alma Patti, frutto di un secondo quarto davvero importante per la squadra di casa, che è arrivata al massimo vantaggio di 10 punti. Si sta portando avanti fino ad adesso con le percentuali ottime per la squadra di casa, soprattutto sul 7 su 7 ai tiri liberi, le 2 triple messe a segno finora dalla squadra di casa del CUS. Dall'altra parte l'Alma Patti non è riuscita ancora con le bombe ad entrare a canestro. 0 su 7 fino a questo momento. Il CUS viaggia sul 43,8% di tiri dal campo, mentre va dall'altra parte invece soltanto il 33,3%. Intanto è ripreso il gioco con l'Alma Patti che va a giocare in campo per questo primo pallone perso subito, con il CUS a recuperare. CUS Cagliari che finora ha perso 11 palloni nel primo tempo contro i 4 dell'Alma Patti, ma è una squadra, quella del CUS, più incisiva sotto in area, con adesso Striulli che va a mettere a segno i primi 2 tiri, i primi 2 punti del secondo tempo, con, dicevamo, il CUS con i punti in aria sono 20 quelli messi a segno. Intanto dall'altra parte c'è anche il canestro di Botteghi a mettere a segno il 2 punti per il 29-39. 14 dicevamo le statistiche per i punti in area nel primo tempo per l'Alma Patti, che viaggia al 53,8 all'interno dell'area. Adesso è Prosperi che prova anche lei con l'appoggio a canestro. Botteghi a recuperare il pallone che finora ha portato adesso al tiro con
il recupero di Caldaro. Allora il Ljubenovic che palla in mano, sbaglia con il pallone regalato a Botteghi, fa cost to cost, appoggia al tabellone, 2 punti per l'Alma Patti che ricuce a meno 8. Intanto c'è Striulli che va a impostare, intanto c'è il fischio da parte degli arbitri con il fallo fischiato, l'intervento di Caldaro che è rientrata non bene in questo secondo tempo. Intanto c'è il primo time out e allora ce lo prendiamo anche noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci tornati con le due squadre che hanno appena chiuso il time out, con il Cus un po' leggero in questo avvio di terzo quarto. Ha dato la possibilità alla squadra ospite di recuperare 2 punti ancora con la penetrazione da parte di Giuliano che va a portare a casa il canestro che vale il 39-33. 4 punti recuperati finora dalla squadra ospite, con Striulli mette in mezzo per Ljubenovic, lo scarico, altro errore del Cus molto falloso in questa prima parte di secondo tempo. Allora si va ancora con Giuliano al palleggio, lo scarico, il pallone girato per Touré, il passaggio in mezzo con l'altro canestro ancora di Micio, altri 2 punti per l'Alma Patti, più 4, che poi è il Cus ha bisogno di una scossa con Pugioni, palla in mezzo, Ljubenovic per Caldaro, fermata in modo irregolare Caldaro con il fischio degli arbitri e vanno a segnalare il fallo e allora si va con il pallone. Viene messo adesso in lunetta con il Cus molto distratto in questo avvio di secondo tempo. Si è ridotto dal più 10 al più 4 il vantaggio delle Custine, con Caldaro che adesso però può andare in lunetta per provare a allungare di nuovo, provare a portare il punteggio sul più 6. Il primo tiro libero che va a segno da parte di Caldaro. E va a segno anche con il secondo. Primi tiri liberi per le in partita, 2 su 2. Allora Verona, lo scarico per il tiro da 3, niente da fare ancora per l'ennesimo tiro da 3. Questa volta ci ha provato Micio nel primo tempo, 0 su 7 per l'Alma Patti, con i tiri da 3 che oggi proprio non ne vogliono sapere di entrare fino a questo punto. E allora si gioca con Botteghi, il palleggio sotto canestro, c'è il fischio degli arbitri per la rimessa che verrà consegnata nelle mani della squadra in maglia bianco-azzurra, con il pallone che andrà tra le mani di Giuliano per la rimessa in gioco. Va a predisporre Verona sul perimetro, il pallone di Giuliano con lo scarico per il passaggio di Micio, poi Touré, corto il suo tiro,
palla recuperata dal Kus con Striulli, l'apertura per il passaggio ancora per lei, niente da fare per l'imbucata su Caldaro, anticipata. Allora Giuliano, l'apertura ancora per Botteghi con il pallone restituito ancora Giuliano, c'è l'attacco di Caldaro, palla di Miccio in mezzo per Touré, l'ultimo tocco è di Caldaro e allora la rimessa, ancora rimessa offensiva per altri 9 secondi di gioco d'attacco, anzi sono tornati a 24 perché c'è il fischio. Allora si può ripartire con il pallone che non vede neanche la rete. Allora Striulli prova ad andare dall'altra parte con Ljubenovic per Cecili. Allora prova Prosperi a entrare da sola in lunetta con il fallo che viene subito dal numero 17. Allora sarà l'opportunità per altri 2 tiri liberi per Giulia Prosperi. Il cecchino della partita dal lunetta, finora per lei il 100%, 6 su 6 nel primo tempo. Adesso ci riprova. Altro punto, altro canestro. Nuova opportunità, questa volta sbaglia, sporca le sue percentuali di poco perché l'8 su 7, il 7 su 8. Adesso ci prova dalla distanza Miccio, ce l'ha fatta anche l'Alma Patti a trovare la prima tripla a 5:30 dalla fine del terzo quarto a metterla, e Miccio con il ritorno in campo anche da parte di Gagliano. Intanto c'è il gioco per Ljubenovic con la sua penetrazione fino a canestro, fino in fondo. Anna Ljubenovic, altri 2 punti e allora è Botteghi a dare subito la scossa per l'Alma Patti, prova a girare ancora per Miccio, si fa restituire il pallone Touré che però viene anticipata da Ljubenovic. La rimessa sarà ancora per la squadra ospite. C'è il cambio per coach Sciascia, entra Madeddu, esce Ljubenovic. Allora si riparte con Giuliano fuori per Verona, prova il palleggio, lo scarico per Miccio, prova di nuovo da 3, questa volta fuori ritmo, palla viene presa da Striulli che la porta avanti, il pallone in mezzo per Madeddu e sbaglia. Allora il pallone che viene controllato, prova a entrare ancora con il tiro, il rimbalzo, ancora secondo rimbalzo, il pallone per Touré, l'opportunità ancora al terzo tentativo, l'Alma Patti va a bersaglio. 44-40, ultimi 4:26 nel terzo quarto. Kus ancora palla in mano, Prosperi, apertura ancora per Cecili, Madeddu, lo scarico per Striulli, non se la sente per il tiro da 3, lo scarico per Prosperi, ci prova lei da 3, solo ferro e allora palla con l'Alma che torna in possesso. Fa Giuliano, sbaglia però Giuliano con Striulli e l'opportunità di andare verso il canestro, arresto e tiro, niente da fare, palla sputata ma Prosperi, rimbalzo offensivo, altra opportunità ancora per Cecili. 8 secondi alla fine dell'azione d'attacco con Striulli che vuole provarci da sé, va Striulli, si ferma, il pallone appoggiato, altro rimbalzo in zona d'attacco per il Kus, questa volta è Cecili e allora Striulli, ancora un'opportunità per lei, 6 secondi, poi 5, ancora Striulli, arresto e tiro, ancora corto, niente da fare e allora si rigioca. Verona, sporcato da Gagliano, pallone in mano al Kus, Lore Cecili, 3:10 alla fine del terzo quarto,
Pallone viene messo per Madeddu, lo scarico per Striulli, trova Striulli, ritorna indietro, l'apertura ancora per Madeddu, trova Madeddu, la penetrazione, niente da fare, c'è l'ottima chiusura di Touré e poi il passaggio in mezzo per il pallone che non entra sul tiro di Botteghi, però c'è il fallo subito dalla numero 5, 2 tiri liberi per lei. Intanto nuovi cambi, nuove sostituzioni, rientra in campo Chiarella per la squadra in maglia bianco-celeste, esce anche Verona, il capitano, rientra in campo invece Gualtieri. Primo tiro libero a segno per Botteghi, nuova opportunità per lei. 2 su 2 per Botteghi, 44 Cus, 42 per l'Alma Patti, quasi completata la rimonta per la squadra ospite. Il Cus è entrata male in questo secondo tempo, si è vista mangiare quasi tutto il vantaggio, stoppata da parte di Touré e allora palla in mano a Gualtieri, poi Giuliano si ferma fuori equilibrio, allora Gualtieri, il passaggio per Chiariella con lo scarico per Giuliano, ancora sul perimetro, Botteghi prova da 2, Botteghi a segno, altri 2 punti per lei e il passaggio ormai è in parità, 44 pari, rimonta completata. Si riparte con Cecili, il Cus deve provare a svegliarsi per provare a recuperare dopo un secondo quarto quasi perfetto. Ora Cecili da 3, Cecili, ci vuole lei, la sua precisione da 3, Giulia Cecili. 47-44, la bomba di Cecili nel momento più importante, altro recupero palla per il Cus, serviva una sveglia che non sia arrivata dalle mani di Giulia Cecili che porta palla, lo scarico poi è Prosperi, si gioca anche col cronometro, 11 secondi per Gagliano, mette dentro 2 punti per riportarsi sulle più 5. Allora Madeddu ci prova contro Touré, allora il pallone viene messo fuori, pallone con il rimbalzo preso da Touré che appoggia canestro. 46-49, si va ancora con Cecili a impostare il gioco in questo terzo quarto ormai agli sgoccioli, 45 secondi. Va Cecili, prova da sola, lo scarico per il palleggio di Saias, niente da fare, pallone regalato con Saias che si lamenta con gli arbitri. Sono Davide Quadrelli e Mirko Picchi, 2 arbitri dell'incontro. Si riparte allora con il pallone per Chiariella, con lo scarico e il pallone per Giuliano, porta palla, il play dell'Alma Patti, va Giuliano, prende il fallo, non c'è però il canestro. Il tiro è arrivato dopo il fischio dell'arbitro. Secondo fallo per il Cus. E allora Gualtieri dovrà andare a rimettere dal laterale. Intanto c'è il time out chiesto dal coach ospite. E allora ci fermiamo anche noi per qualche istante. Le 2 squadre ritornano in campo dopo il time out chiesto da coach Maria Buzzanca. Si riparte, prova il tentativo da 2 punti da parte di Verona e il fischio degli arbitri. Tanto c'è anche coach Buzzanca che chiede
contezza agli arbitri del fischio, tant'è che si parte con Cecili che porta palla alla numero 12, lo scarico per l'apertura, ancora con Sayas, si fa vedere ancora Gagliano, non può tirare, allora Cecili prova a liberarsi, penetrazione, poi lo scarico, forzata la giocata, infatti c'è il recupero, intanto c'è il tiro che va sul ferro, tanto fischiano anche gli arbitri. Sul 49-46 c'è il time out chiesto dagli arbitri, e allora un time out anche per noi. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Allora, dopo la sirena, il fischio della sirena per la fine del terzo quarto, le due squadre adesso sono tornate in campo con il CUS in vantaggio 49-46. Dopo un terzo quarto un po' di difficoltà con la squadra di casa che ha sporcato le sue percentuali a tiro, è scesa al 41,9, mentre è salita invece al 37,8 la percentuale di tiri dal campo per l'Alma Patti, per effetto del 50% da 2 punti. Solo il 7%, 1 su 13 da 3 per la squadra ospite. Dall'altra parte va meglio per il CUS, anche se anche qui percentuali molto basse da 3, 3 su 12 va meglio sul 48,4 da 2 punti per il CUS, che riparte adesso palla in mano con Ljubenovic. Ultimo quarto con le due squadre che sono attaccate in scia, solo 3 punti di differenza con Striulli, tornata in campo, l'arresto, il tiro di Striulli, niente da fare. Ho già un conto in sospeso con il ferro, il capitano del CUS, che non trova facilmente il canestro oggi. Intanto c'è il fischio degli arbitri per un fallo fatto parte del CUS, il primo fallo del quarto. Allora si riparte con Giuliano, pallone lanciato per Verona, prova il palleggio, l'apertura per Chiarella con la numero 11 a scaricare, ancora per Giuliano, prova da 3, niente da fare, ancora per lei, il pallone recuperato con il canestro e anche il fallo subito da Botteghi. L'opportunità per l'Alma Patti di chiudere con una potenziale giocata da 3 punti. La Botteghi deve mettere a canestro il tiro libero, mani solide per lei, 100% finora dai liberi, anche se solo 2 per lei finora in gara. Ci prova con il primo, va a segno, e quindi sono 3 punti per l'azione d'attacco dell'Alma Patti che valgono il pareggio. Intanto si continua a giocare
con il palleggio di Prosperi e prova a mettersi in proprio Prosperi. C'è il fallo però fischiato alla numero 17 del CUS e quindi palla consegnata nelle mani dell'Alma Patti. Allora coach Sciascia questa volta a chiedere il time out, e allora sì, time out anche per noi. Allora le due squadre rientrano dopo il time out con coach Sciascia, che ha avuto necessità di parlare con le sue giocatrici dopo un periodo di appannamento del CUS, che si è fatto recuperare i 10 punti di vantaggio che aveva alla fine del secondo quarto. Intanto c'è il fischio degli arbitri per altri 2 tiri liberi fischiati all'Alma Patti, che adesso può anche mettere la freccia e sorpassare il CUS con il primo tiro libero di Verona. Va a segno. Sbaglia il secondo. +1 per la squadra ospite. Adesso Cecili prova a mettere lei la sua giocata. Ljubenovic. Entra Ljubenovic, palla che non entra a canestro, ma c'è il fallo. 2 tiri liberi per Ana Ljubenovic. Tanto è pronta anche Caldaro. Entra in campo per Delia Gagliano. Finora 16 minuti di gioco per Delia Gagliano. Più o meno lo stesso tanto per Eugenia Caldaro. Intanto con Ljubenovic che può mettere i suoi tiri liberi. Intanto fuori anche Prosperi. Ritorna in campo anche Arianna Puggioni. Pronta Ljubenovic per il primo tiro libero. Va a segno. 50 pari. Sbaglia però il secondo. Palla in mano a Giuliano. Nuova azione offensiva per l'Alma Patti. Giuliano tiene il possesso. Scarico non semplice da tenere. E allora è Verona. Palla in mezzo per Botteghi. L'apertura per Touré da 2. Va a segno anche Touré. +2 Alma Patti. Si va ancora con Striulli. Puggioni. Cecili. Ancora Striulli, prova da 3, Erika Striulli mette a segno la tripla che serviva al CUS per fare il sorpasso. 53-52. Proprio Erika Striulli che ha avuto qualche problema sotto canestro, con percentuali basse per lei da 2 punti. Va al 40%, però da 3 è riuscita a fare una grande giocata come quella di Touré, che va a mettere a segno 2 punti prima di avere anche il possesso per un'azione potenziale da 3. Partita che resta ancora agganciata. 53-54. Una grande azione di Touré, che ha trovato il canestro nel momento più importante sul fischio. Allora Touré torna a giocare in lunetta. Va a segno
con squadra ospite che va sul +2. 7 minuti nella volata alla fine di questo match con Striulli. Ancora Striulli prova a mettersi in proprio lo scarico per Puggioni. Cicili per l'arbitro ha toccato la riga esterna e quindi palla in mano all'Alma Patti con Miccio. Questi errori per il CUS iniziano a pesare quando c'è la necessità per la squadra di casa di provare a ricucire il +2 per l'Alma Patti. Intanto qua la buona difesa, Giuliano prova un piazzato da 2, lo sbaglia ma c'è un rimbalzo ancora in attacco di Botteghi 2 volte, alla terza Botteghi la mette dentro. 57-53 sotto canestro, iniziano a essere dominanti Botteghi e Touré, salire anche in fase difensiva. Adesso in campo c'è Ljubenovic, tanto c'è il fischio da parte degli arbitri, il fallo subito da Caldaro su Giuliano. Rimessa laterale per Striulli quando mancano 6:38 ancora da giocare. Ljubenovic, scarico per Prosperi, poi Puggioni, ancora Ljubenovic, prova da sola, niente da fare, palla che non vuole sapere di entrare, allora si riparte con Miccio, lo scarico per Touré, ancora Miccio, Giuliano, il palleggio poi per Botteghi, ancora Giuliano, 6 secondi per il tiro, Touré, palla in mano, altri 2 punti per Touré, inizia a essere davvero dominante Touré con i suoi punti, top scorer della partita. Allora si va con Puggioni, c'è il fischio che va ancora contro il CUS, falli pesanti e allora una pausa per coach Sciascia. 59-53, allora anche per noi un breve spot. Sul cronometro per chiudere questo match con la squadra che adesso è in possesso dell'Alma Patti, avanti 59-53. Il CUS in difficoltà in questo secondo tempo, ha dilapidato il +10 portato a casa dopo i primi 2 quarti, è salita in cattedra soprattutto sotto canestro. A rimbalzo la squadra ospite che va ancora ad avere nuove opportunità al tiro con Botteghi, si ferma l'apertura per Miccio, palla in mezzo, c'è il fallo che viene fischiato questa volta in attacco per la numero 3 Touré, con il pallone restituito al CUS che va a prendersi adesso il possesso con Striulli. Caldaro per Prosperi, pallone sporcato per un attimo, poi Prosperi gioca da sola, il pallone per Striulli, arriva comunque, ci prova da 3 Striulli per l'arbitro, c'è il fischio, si riparte con la rimessa per squadra ospite che torna con l'Alma. 4:53 a prendersi anche questo possesso.
porta palla a Giuliano, trova un facile passaggio per Verona, questa volta non riesce ma recupera ancora il possesso. Ancora troppe volte l'Alma Patti è stato messo in grado di giocare con le seconde e terze palle. Adesso però Caldaro a recuperare, a provare a portarsi dall'altra parte, prova a ragionare di nuovo con Striulli. Il palleggio di Pugioni, tornata anche Gagliano in campo, prova Pugioni da 3, niente da fare, questa volta è corto. Allora Giuliano, ultimi 4 minuti con Giuliano, lo slalom, l'appoggio per il tocco sotto da parte di Micio, altri 2 punti. L'Alma Patti allunga ancora. Caldaro, Striulli, adesso ci prova il capitano del CUS con Prosperi, pallone sotto per Gagliano, pallone che non entra, sfortunata qua Gagliano, e allora si riparte con l'Alma, la possibilità a 3:25 provare ad allungare ancora con Giuliano, lo scarico per Verona, passaggio per Touré e trova un altro canestro, facile per lei. Più 10 questa volta per l'Alma con Striulli, prova a forzare con Pugioni, ancora Striulli, c'è bisogno di qualche magia per il CUS in questi ultimi 3 minuti scarsi. Striulli, niente da fare, 2 secondi, trova però il canestro mettendosi in proprio, altri 2 punti per lei. Prova il CUS a ripartire dal suo capitano che va anche a subire il fallo, e allora Striulli si riprende il possesso. Allora quando si parla di magie ci prova proprio il capitano. Intanto altre 2 sostituzioni per coach Sciascia, di nuovo Cecili e Ljubenovic, fuori Gagliano. Allora si va ancora con il possesso per il CUS, ottima opportunità finora. Prova si riparte con il gioco per Cecili, il palleggio con Ljubenovic, ancora Cecili, anche lei insieme a Striulli, le uniche ad aver messo a segno le triple, forse anche per quello. Intanto Caldaro da sotto non trova il canestro, 2:20 da giocare ancora con l'Alma Patti avanti, 6-3, 5-5. Giuliano per Touré, ancora Ljubenovic, Touré trova il canestro in faccia a Ljubenovic. Di fronte c'è una grande partita di Touré con Ljubenovic che adesso prova a portare palla, l'appoggio per il tiro a canestro sbagliato da parte di Pugioni. 1:50, adesso si fa veramente dura per il CUS con Touré, va a controllare, faccia a Micio il pallone, prova a giocare, anche a far passare il tempo l'Alma Patti, lo scarico per Verona, ci prova anche lei da 3, il rimbalzo in attacco con il fischio da parte degli arbitri, con il fallo e viene preso ancora da Touré. Davvero dominante questa giocatrice in questa partita, con Touré che ha l'opportunità ancora di mettere a referto altri punti per il suo personale score. Va a segno il primo tiro libero, c'è l'opportunità anche per il secondo, ancora per le mani di Touré, va a segno anche con il secondo. 55-67, 1:29. Cecili si va fino in fondo
Adesso vediamo con l'Alma che sceglie di giocare anche sul cronometro. Puggioni va a recuperare palla, ancora Puggioni prova l'arresto, il tiro sbagliato, non va bene in questa opportunità. Dopo il recupero palla, niente da fare per Puggioni, allora si riparte con Miccio. 13 secondi ancora nella zona d'attacco per Botteghi adesso, che va al tiro corto, ma c'è anche il fischio per il fallo subito da Botteghi, che va anche lei in lunetta. Percentuali altissime che sfiorano il 100% dai liberi per Botteghi. Più 10 all'ultimo minuto scarso, con 2 tiri liberi in mano a Botteghi. Partita ardua per il Cus, sbaglia qua Botteghi il primo. Cus che in classifica precede di 2 lunghezze proprio l'Alma Patti, che adesso va a segno per il più 11 con Cecili. Serve inventare qualcosa quando manca davvero poco, con Cecili che prova al palleggio, prova il tiro da 2, posizione davvero difficile. Caldaro, niente da fare neanche per lei da sotto. E allora in questi ultimi 30 secondi la partita ormai è quasi andata, con Striulli che va a fare fallo. E allora salvo miracoli quasi impossibili ormai a 30 secondi per il Cus che è vicina alla sua sconfitta contro l'Alma Patti, che qua va a sbagliare il tiro libero, il primo dei 2 tiri liberi dopo la sconfitta con la Spezia. Intanto a segno il secondo e in arrivo anche quella contro l'Alma Patti, che andrà a recuperare. Intanto va a segno ancora il Cus in questi ultimi 21 secondi, con Giuliano a impostare il gioco per Miccio. 14 alla fine, con il Cus dicevamo che è vicina alla sua sconfitta numero 12. Dall'altra parte invece arriva la vittoria numero 10 per l'Alma Patti in questo finale, che dice Cus Cagliari 59, Alma Patti 69. Finisce così questo match della 24esima giornata. Non fortunato il Cus, che nel secondo tempo ha dilapidato il suo parziale che diceva più 10 all'intervallo. E allora, dopo questa partita e questa vittoria per l'Alma Patti, noi di Directa Sport vi salutiamo. Da Matteo Piga e Andrea Farris è tutto. Un saluto e buona serata.